Bene con voi? Buongiorno. Ok, va bene, possiamo iniziare questo culto? Possiamo offrire questo culto ao nostro Dio. Tu che sei a casa questa mattina, che tu possa anche vivere questa esperienza di offrire un culto, una lode ao nostro Dio, un'esperienza di fede, un'esperienza di vita con Lui. E siamo qua oggi per lodare e offrire questa lode, questo ringraziamento a Lui, questo Dio che si rivela a noi ogni momento. Apriamo le nostre Bibbie, in Efesini. Stiamo qua in chiesa con un problema molto grande e un problema meraviglioso. Ieri qua durante il culto dei ragazzi eravamo più di 60 persone e non c'era dopo sala per fare lo studio biblico con i ragazzi. Non c'erano neanche sedie sopra, no? Abbiamo messo le sedie qua della sala culto. Come si dice, è un bellissimo problema vedere la chiesa sabato sera, praticamente quasi piena qua, con tanti giovani e adolescenti, pré-adolescenti. E ho detto alla gente, il momento più gradito a me è stato dopo, quando stavo scendendo le scale, era piena quel corridoio della chiesa. E quanto bello vedere i nostri ragazzi vivendo questa esperienza di fede. Genitori, abbiamo bisogno del vostro appoggio. Abbiamo bisogno qua di vedere i genitori aiutando, servendo, collaborando, e perché è una nuova esperienza che la Chiesa sta vivendo. E è un risveglio spirituale che stiamo vivendo, e questo risveglio è lo Spirito Santo che sta lavorando nelle nostre vite. E è lo Spirito Santo che sta trasformando la vita dei ragazzi e la nostra vita. E è lo Spirito Santo che sta camminando in mezzo a noi e facendo che la Chiesa possa vivere una nuova esperienza con Lui. E eu vorrei lavorare in questo senso del testo di Efesini capitolo 3, dal versetto 20 in poi, perché vivendo questa esperienza qua di quello che abbiamo vissuto ieri, è ricordare delle promesse, delle parole del Signore. E dice così, or, Efesini 3, versetto 20, or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Sono sicuro che abbiamo pregato questo anno per la Chiesa, siamo sicuri che abbiamo inserito tante preghiere a Dio per la nostra Chiesa e Dio ha risposto molto di più. Stiamo oggi con 16 monitori nella scuola biblica. Wow! Stiamo con un bello gruppo dei bambini nella scuola biblica, cosa che all'inizio di quest'anno sembrava impossibile. È il Signore che fa. Abbiamo vissuto un campeggio stupendo, è il Signore che fa. E stiamo vivendo l'esperienza stupenda con i nostri piccoli gruppi, è il Signore che fa. E è interessante che quando noi stiamo pregando al Signore, Lui dice così, calma, io sto preparando ancora di più. Perciò questo Signore che può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria. La tua richiesta, la tua preghiera in questo momento, Dio sta dicendo, sto preparando di più. Il tuo grido, Signore, adesso Lui sta dicendo, sto pensando di più. Così tutto quello che noi offriamo a Dio, Dio sta dicendo, calma Caio, sto pensando ancora di più. Perciò con Dio, che quando comincia a controllare le situazioni non esiste limite. E è questo il nostro passo di fede. Perciò noi vogliamo camminare con il nostro Dio e vivere questa esperienza di più, infinitamente di più. Se tu stai misurando qualcosa che Dio possa fare con la nostra Chiesa, só posso dirti, Dio sta dicendo di più. E Dio vuole offrirti di più. Perciò che il nostro culto sia un'offerta ao nostro Dio. Questo Dio che può fare di più. E perciò che noi vogliamo vivere questa esperienza oggi, offrendo un culto ao nostro Dio, perché c'è un Dio che sta preparando di più a noi. Tu credi in questo? Se noi siamo qua, carissimi, già è un grande miracolo di Dio e Lui sta preparando. Chiudi i tuoi occhi e preghiamo ao nostro Dio e ringraziamo. La gratitudine, vedere una chiesa piena di giovani, adolescenti, pré-adolescenti che adorano il Signore. A vedere i bambini qua che stanno imparando e crescendo nella parola del Signore.
avendoli coppia gli adulti che sono qui a servire, adorare, a conoscere il Signore. Noi siamo qua questa mattina a ringraziare, a offrire la nostra storia, la nostra vita. Quante volte noi arriviamo qua e con il nostro cuore, con la mente, di cercare di vedere qualcosa e il Signore sta dicendo: calma, io sto preparando ancora di più. O quanto è bello camminare in un deserto, camminare nella terra promessa, sapendo che le promesse del Signore stanno succedendo in mezzo a noi. O quanto è bello vedere quello che il Signore sta preparando e facendo con la sua Chiesa. Vedere questo risveglio spirituale, vedere l'abbondanza di benedizioni e lo Spirito Santo che è stato inserito in mezzo a noi, cambiando, trasformando vita, Padre. E grazie, oh Padre, perché siamo stati in mezzo a questa trasformazione. Siamo stati in mezzo alla tua azione. Siamo qua in mezzo, oh Padre, allo Spirito Santo che sta agendo, lavorando, trasformando le nostre vite. Io ti ringrazio, oh Padre, perché ogni giorno qua in questa struttura c'è una manifestazione dello Spirito Santo e il di più. Grazie, oh Padre. Perciò questa mattina vogliamo offrirti questo culto, adorarti, cantare, celebrare, gioire, oh Padre, ballare, danzare, vivere questa esperienza con te, perché tu stai facendo di più. Tante volte chiediamo, ma tu stai preparando qualcosa che i nostri occhi non hanno visto, nostro orecchio non ha ancora sentito, e neanche il nostro cuore ha percepito quello che tu stai preparando per noi. Grazie, Padre. E questo culto, Padre, è una nuova esperienza con te. Vogliamo uscire di qua oggi, questa mattina, Padre, rivestiti pieno della tua grandezza, della tua pienezza. Grazie. Questo culto è per te, solo a te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Já ha salutato la persona al tuo fianco, un buongiorno, un buon pomeriggio. Já fatto un sorriso, já ha detto celebriamo Nosso Signore, perché noi vogliamo adesso celebrare come Chiesa, come popolo. E se celebrare il Signore come Chiesa, come popolo, e stare vivendo questa esperienza con Lui, di godere questa presenza sua in mezzo a noi. Andiamo a lodare? L'eccelso Dio, regni sopra il cielo, sogni monti e mari, il desiderio mio è che credo a te, che tu regni in me, Signore, oh regna in me, con il tuo potere, con il timore, tu sei qui con me, tu sei Signore, i desideri miei. I pensieri e le parole mie rifletteranno la bellezza del mio Re, vali più per me di tutto il mondo in te. Ti prego, Re, cantiamo, regna in me, oh regna in me, con il tuo potere, quando ho timore, tu sei qui con me, tu sei Signore, i desideri miei, ti prego regna in me, con il tuo potere, quando ho timore, tu sei qui con me, tu sei Signore, i desideri miei, ti prego regna in me, Signore, ti prego regna in me, Signore, ti prego regna in me, Signore. Alleluia! Buongiorno, com'è bello, quanto è meraviglioso lodare
e adorare al nostro Dio insieme. Amen? Amen. Cantiamo adesso che Lui è santo, santo, santo. Solo Lui è degno. Solo Lui è degno di gloria e di onore. Amen? Possiamo adesso lodare al Signore con gioia, con forza. Amen? Amen. Cantiamo a Lui che è santo. Santo, 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 santo il Signor, Dio potente. Solo Lui è degno, Degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua lode. santo, 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 santo il Signor, Dio potente. degno, Degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua lode. loda, lodiamo al Signore. Loda, loda, esalta il Signore. Loda il suo nome per sempre. Loda, 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 esalta il Signore. Loda il suo nome per sempre. santo, 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 santo il Signore, Dio potente. degno di ogni onore, Degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua lode. loda, 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 esalta il Signore. Loda il suo nome per sempre. loda, 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 esalta il Signore. Loda il suo nome per sempre. Loda, loda, esalta il Signore. Loda il suo nome per sempre. loda, cantiamo con gioia. Il suo nome per loda, 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 esalta il Signore. Loda il suo nome per sempre. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Adesso faremo un canto nuovo che è molto bello, che si chiama Il mio universo. Questo canto è un canto preghiera e dice: sì, il mio universo, non voglio darti solo una parte del mio tempo o dare a te un giorno solamente. Non voglio dare le parole come gocce, ma un diluvio d'adorazione e di lode. Come è meraviglioso cantare al Signore dicendo: sì, il mio universo. Lui è il nostro universo, Lui è tutto, tutto per noi. Amen? Cantiamo la prima volta, è un canto che non è difficile, ok? Cantiamo insieme.
Sì, il mio universo. Alleluia, Signore. Opa, excuse me, sì, il mio universo. È così che funziona, non c'è problema. Sì, il mio universo. Vai là, Pedrão. Alleluia. Gloria al Signore. Sì, mio universo, non voglio darti solo una parte del mio tempo, o dare a te un giorno solamente. Sì, mio universo, non voglio dare le parole come gocce, Un diluvio. ma un diluvio d'adorazione e di lode. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro e la luce nel mio cuore. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La presenza tua è la mia forza. Oh Gesù, sei il mio anelito. Sì, il mio universo, Non voglio darti, non voglio darti solo una parte dei miei anni, ma voglio voglio che tu regni sul mio tempo. Sì, mio universo, la tua volontà io voglio e non la mia. Ed ogni sogno che ho dentro a te l'affido. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro e la luce nel mio cuore. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La presenza tua è la mia forza. Oh Gesù, sei il mio anelito. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro e la luce nel mio cuore. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La presenza tua è la mia forza. Oh Gesù, sei il mio anelito. Sì, il mio universo, sì, il mio universo, sì, il mio universo. Possiamo pregare in questo momento? Abbiamo cantato che Lui è il nostro universo e deve essere il nostro pensiero e desiderio di ogni giorno. Prima di fare qualcosa, sempre dobbiamo parlare con il nostro Dio, che è la luce nel nostro cuore. La presenza del Signore è la nostra forza. Preghiamo al Signore in questo momento. Nostra settimana abbiamo tanta cosa da fare, lavoro, tanta cosa da fare nella nostra casa, nella nostra vita, tanti pensieri, tanti problemi a volte, e tante volte non fermiamo un po' per pregare il Signore, per parlare con Lui, per ascoltare, per sentire la voce dolce del nostro universo.
di questo Signore. Parla con Lui, fa una preghiera individuale adesso e parla con Lui. Apri il tuo cuore al Signore in questo momento. Com'è bello sapere che abbiamo un Dio che ci ama, abbiamo un Signore che ci abbraccia, un Dio vicino, un Dio che possiamo parlare, chiedere, piangere, pregare. Parla con Lui, consegna a Lui, consegna al Signore la tua preghiera in questo momento. Lui ci ama, Lui è tutto nostro universo. Non vogliamo dare solo una parte della nostra vita, della nostra giornata, del nostro tempo. Dobbiamo consegnare la vita piena al Signore, tutto al Signore. Oh Signore, grazie. Grazie per tuo amore. Grazie Signore. Grazie Signore. Lodato sia il tuo nome, Signore. Lodato sia il tuo nome, Gesù. Alleluia, Gesù. Alleluia. Alleluia. Egli ci ama. Suo amore è grande. Alleluia. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua Alleluia. misericordia. Cantiamo al Signore. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Cantiamo. Oh, Egli mi amò. Alleluia. Oh, Egli mi ama, Egli mi amò. Alleluia, Signore. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore, per questo amore. Alleluia, Gesù. Cantiamo dall'inizio. Geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Alleluia. Poi all'improvviso non vedo più
sono una cosa sola, il mio cuore batte veloce nel mio petto, non ho tempo da perdere con il sentimento quando penso che Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, mi ama, Egli mi ama. Alleluia! Gesù! Alleluia! Egli mi ama. Siamo la sua eredità e lui ci prenderà. Il suo sguardo di grazia porta la redenzione. La sua grazia è un oceano, noi stiamo affogando. Alleluia! Alleluia! Il cielo e la terra sono una cosa sola. Il mio cuore batte veloce nel mio petto. Non ho tempo da perdere con il sentimento quando penso. Alleluia! Mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama. Alleluia! Questo è l'amore del Signore! Egli mi ama! Mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama. Oh, Egli mi amò, oh, Egli mi ama, Egli mi amò. Alleluia! Alleluia! Gloria a Dio! Alleluia! Puoi dire a persona che è al tuo fianco, Gesù ti ama. Gesù ti ama. Amém. Jesus loves you. Jesus te ama. Gesù ti ama. Amém. Glória al Signore. Quanto è bello lodare. Potete accomodarvi? Sentire e cantare queste parole del nostro Dio che è una realtà. Noi abbiamo un privilegio unico, noi siamo amati. Dio ti ama, Dio mi ama. Noi siamo amati da Dio, noi non siamo stati abbandonati. C'è questo prezioso amore di Dio. Tu ti senti amato o no? Amém? É interessante, no? Mas será que Dio mi ama? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio? Gesù unico, unigenito, e ha morto sulla croce per te, per me. Siamo amati. E quanto è prezioso camminare in questa vita che è una vita difficile. Abbiamo un mondo difficile, ma siamo amati. Wow. Ok, dove è la mia speranza? Giobbe fa una domanda e Davide risponde. Giobbe c'è una domanda e in Salmo troviamo la risposta. Dove è la mia speranza? Dove è la tua speranza? Leggiamo Giobbe 17:15. Dove è dunque la mia speranza? Questa speranza mia, chi la può scorgere? Versetto di Salmo adesso. E ora, oh Signore, che aspetto? La mia speranza è in... Dove è la tua speranza? Perché la tua speranza è nel Signore? Perché? Perché ti ama, c'è una parte qua che parleremo proprio,
Perché la speranza tua nel Signore? Che perché ti ama? C'è una promessa? È morto sulla croce? Per me, per noi? L'altra cosa, perché la mia speranza in Lui? Lui conosce la nostra vita, Lui è sovrano, sa tutto. Perché la tua speranza in Lui? E quanto ci ha creato, c'è questa parte anche. Lui ci ha creato. E è interessante, Dio non ci ha creato per abbandonarti, no? Ci ha creato per essere amati. Così la mia speranza deve essere collegata nel Signore. Salmo 146, 3-9. Non confidate nei principi, neanche nei governi, nei presidenti, primo ministro, nella Camera, nel Senato. Non confidate in queste autorità civili, no? Ma dove? È no Signore. Nem alcun filho dell'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va e dele ritorna alla terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per l'aiuto il Dio di Giacobbe e che la cui speranza è nel Signore. Beato colui che ha la speranza nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. La mia speranza è nel Signore. E è interessante che cosa è la speranza. Che cosa è per te la speranza? La speranza non è solo aspettare, sperare, stare passivo davanti a qualche situazione, ma avere una fiducia di qualcosa che deve succedere. Ossia, io devo aggrapparmi a qualcosa nella mia storia. Perciò, qual è il nostro grande rischio? È quando noi inseriamo la nostra speranza in qualcosa che è sbagliata. Perché quando noi inseriamo la nostra speranza, nós stiamo inserendo la nostra vita, la nostra storia. Perciò la speranza è inserire il nostro futuro. E tante volte noi inseriamo il nostro futuro nelle cose che finiscono. Abbiamo vissuto in Italia una speranza di un cambiamento di governo. Stiamo vivendo in Brasília adesso una speranza per un nuovo presidente. E tante volte noi, le nazioni, inseriscono la speranza in un'autorità civile, ma quando entra quella autorità civile, noi percepiamo tutta la mia speranza si svanisce e non va avanti. Perché sono gli uomini, sono le persone. E tante volte noi inseriamo la nostra speranza, la nostra storia, la nostra può darsi sicurezza negli uomini, nelle persone, e quando loro non fanno quello che io ho bisogno o desidero, si svanisce e finisce tutto. Perciò, com o tempo, noi percepiamo che la nostra speranza è stata inserita nelle luoghi sbagliati. Quanta gente inserisce la speranza nelle ideologie, nelle filosofie, nei riti religiosi, scaramanzia e tante situazioni visibili. Quanta speranza abbiamo messo in tutte queste cose e dopo abbiamo percepito che è stata una delusione per noi. Solo io che ho vissuto questa storia? Quanti di noi abbiamo vissuto questo? E quando abbiamo percepito che la nostra speranza noi non possiamo inserire in quello che i nostri occhi, ma in quello che i nostri occhi non vedono. In Coríntios parla di questo. Eu devo inserir la mia speranza non quello che io vedo, ma in quello che io non vedo. Perché quello che io vedo tra poco finirà. E quando finisce, la mia delusione arriverà. Ma quando inserisco la mia speranza in quello che io non vedo, non finirà mai. È l'Iddio eterno. È Lui che eu devo inserire la mia speranza. Perciò che o versetto 3 dice così: non confidate nei principi, nem alcun dei figli dell'uomo, che non può salvare. Il suo fiato se ne va, ed ele ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Gli uomini vengono e vanno, le filosofie vengono e vanno, le ideologie umane vengono e vanno, ma il nostro Signore è. Non è che Lui viene e va, il nostro Signore è eterno. Perciò la mia speranza deve essere inserita in quello che è eterno. Perciò tante volte inseriamo la nostra speranza in progetti, in soldi,
inseriamo la nostra speranza in tante cose, soprattutto nella parte economica della vita. Quanti di noi già abbiamo pianificato la nostra pensione, avere in banca tot di soldi, avere 5 case, 6 appartamenti, non so quante cose, dopo succede una malattia, finisce la speranza. Dopo succede un problema giuridico, finisce la speranza. Dopo succede qualcosa, finisce tutti i miei progetti, i miei piani di pensione. Quante persone io conosco così, che hanno fatto un progetto e se tutto è andato via. Perciò la mia speranza deve essere in quello che veramente è eterno, altrimenti è la mia sofferenza. Matteo 16, 26, che gioverà a un uomo che se dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Versetto 5 che abbiamo letto, beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, a cui speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno. Dove tu inserisci la tua speranza oggi? Dove? In quello che noi vediamo o quello che non vediamo? Dove è la tua speranza? Un Dio che tu non vedi o nelle risorse economiche che tu vedi? Dove è la tua speranza? Eu não estou dizendo que nós não dobbiamo risparmiare. Eu estou dizendo que nós não dobbiamo inserire la nostra speranza in qualcosa che può finire. La vita è molto interessante, ti porta di tante sorprese. E delle sorprese che tante volte per noi non sono belle. Ci sono delle sorprese belle. Perciò io devo inserire la mia speranza in quello che mi ha creato, quello che è eterno e quello che mi ama. L'unica persona che mi ama è mio Dio. Perciò è lì che io devo cominciare a inserire la mia speranza. Perciò il primo punto che eu vorrei lavorare qua, la mia speranza deve essere inserita in quello che è eterno, è Dio. Perciò il grande segreto qua è che noi dobbiamo inserire la nostra fiducia in Dio che è eterno. Prima Pietro 1, 24 e 25. Ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. E l'erba diventa secca e il fiore cade. Ma la parola del Signore rimane in eterno. Perché oggi allo studio biblico di ieri e di oggi, no? Che stavo facendo con i ragazzi che stanno conoscendo la base della fede. Perché la parola di Dio rimane in eterno? Perché Dio è eterno. Perché la parola del Signore è per sempre? Perché Dio è per sempre. Perciò io devo inserire la mia speranza in quello che è eterno. Eu devo cominciare a avere una visione dell'eternità. Eu devo cominciare a avere una visione di questo Dio eterno che è per sempre. E questo Dio eterno cambia o non cambia? Non cambia mai. Dio è lo stesso. Dio non è basato sul suo amore. Oggi mi alzo bene, sto con un sorriso. Non mi alzo bene, sto con un muso in faccia. Dio non è così. Dio è lo stesso. Ebrei 13:8 dice così: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perciò la mia speranza è in un eterno, in un Dio che è eterno, che non cambia mai. O quanto è sicuro avere la speranza in un Dio, una persona che è Dio, che sarà sempre lo stesso. Tu conosci un datore di lavoro che un giorno arriva al lavoro benissimo e l'altro giorno arriva con la faccia un po'... Conosce qualcuno o no? Conosce un datore di lavoro che quello giorno, oggi eu posso parlare un po' di stipendio, se lui può dare una paga un po' più alta. Ma se tu vedi lui nell'altro giorno, tu dici, no, oggi non preferisco neanche stare vicino a lui. Perché le persone sono così, sono instabili. Perciò io non posso inserire la mia vita in una instabilità umana. Ma mio Dio è lo stesso. Se io pecco, Dio continua lo stesso o no? Continua. Se io faccio una lode di adorazione a Dio, leggo la parola di digiuno per una settimana, Dio continua lo stesso? Continua lo stesso. Dio non cambia basato il mio umore. Dio non cambia basato se io sbaglio o non sbaglio. Dio è lo stesso. Io devo sapere che questo Dio eterno non cambia. E questo mi dà la sicurezza. Quando io conosco Dio come Lui è, io posso conoscere questo Dio di ieri, questo Dio di oggi e questo Dio dell'eternità, che sarà lo stesso Dio nella nostra storia. Dio non cambia basato sui miei sbagli. E tante volte noi pensiamo, adesso ho sbagliato, Dio è arrabbiato con me.
Dio è triste, ma Dio è lo stesso. Dio mi ama. È Dio lo stesso. È questo Dio che ti dà la sicurezza, è questo Dio sovrano. Non dipende di se io sono simpatico o no. Tante volte noi vogliamo gradire le persone con la simpatia. Tante volte è falso, no? Ma tante volte noi vogliamo essere graditi alla gente. Ma con Dio non funziona. Dio mi ama nonostante se io sono simpatico o antipatico. Se io sono simpatico o no. È questo lo stesso Dio. Perciò non devo inserire la mia speranza nei beni materiali, non devo inserire la mia speranza in soldi, eu non devo inserire la mia speranza nella gente, nelle persone. La mia speranza è in Lui, è nella sua bontà. E questa ricchezza della bontà del Signore che io devo camminare e vivere bene. Salmo 27, 13 e 14. Ah, se não avesse avuto fé de vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Che cosa dice il versetto 14, la prima parola? Spera. Dove? Spera nel Signore. Sii forte. Il tuo cuore non si rinfranchi. Sì, spera nel Signore. Perché il Signore è ricco in bontà verso di te. Spera nel Signore. Il tuo cuore non si rinfranchi. Spera nel Signore. Sii forte. Quando sembra che tutto sta andando male, io devo ricordarmi di questo. Spera nel Signore. Lo Eterno sta preparando o meglio per me. Lo Eterno agisce. Le sue promesse sono eterne. È nel Signore che eu devo inserir la mia speranza, perché è l'unico che è eterno e che non cambia mai. Perciò quando il Signore mi fa una promessa, eu devo aggrapparmi a questa promessa che si arriverà. Secondo ponto, abbiamo parlato adesso anche qua, perché la mia speranza è nel Signore? Perché Lui mi ha creato. Dio mi ha creato. Tu sei creazione di Dio. E tu sei una creazione meravigliosa del Signore. Dio non vuole sprecarti. Dio ti ha creato in un modo stupendo e meraviglioso e Dio ti ama. Perciò io posso inserire la mia speranza nel Signore perché Lui mi ha creato per un bene. Lui mi ha creato per un'eternità. Lui mi ha creato per vivere eternamente con Lui. Lui mi ha creato per vivere molto bene. Efesini 1, 5 a 6. Avendo-ti predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia. Lui ti ha creato per fare che cosa? Che la mia vita sia lode e grazia a Lui. Perché Lui ti ha creato? Per manifestare la persona di Dio. Lui ti ha creato in modo che la gente possa vedere nella tua vita che tu sei una manifestazione della persona di Dio. Perciò io posso inserire la mia speranza perché io sono nato per glorificare a Dio con la sua grazia. Perciò che il versetto numero 6 di quello che abbiamo visto di Salmo dice così: che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che in essi, che mantiene la sua fedeltà per quanto tempo? In eterno. E Lui è fedele con te per quanto tempo? In eterno. Eu devo inserire la mia speranza in quello che è eterno e perché Lui mi ha creato e le sue promesse è una fedeltà in eterno. Eu posso aggrapparmi a questo Dio. Dio ti ha creato e Dio ha creato tutto. Dio ha fatto tutto e ha fatto per noi perché ti ama. Tu sei creazione di Dio e non una creazione qualsiasi. Una creazione meravigliosa. Quando ricordiamo questo, possiamo capire che la nostra ragione di esistere è lodare e glorificare a Dio. Tu já hai percepito que tu sei felice quando tu stai lodando ao Signore? Tu já hai percepito que tu sei felice quando tu vedi una adorazione ao Signore? Tu já hai percepito que tu sei veramente pieno di sé quando tu vedi che tu stai in adorazione a Lui? Perché questa è la tua ragione di esistenza. Tu já hai percepito que tu perdi la gioia quando tu não stai adorando o Signore? Tu já hai percepito que tu perdi la gioia quando tu não stai vivendo questa gloria do Signore? Perché la nostra identità è per lodare al Signore. Quando tu vedi una persona con gioia, puoi sapere, sta vivendo
la lode e adorazione no Signore. La tua creazione non è per essere distrutta, la tua creazione è per essere eterna. Perciò che Dio ti ha creato per sempre e per il bene. Dio non ti ha creato per distruggerti. La creazione non è un disastro. La creazione di Dio è per prosperare. La tua vita non è un disastro. Quante volte eu trovo una persona che dicono: pastore, la mia vita è un disastro. Eu digo: no, pastore, la mia vita non vale a pena più. No, pastore, la mia vita oggi è finita. Tu já visto le persone dicendo questo? E quanto questo ti ferisce? Perché non è vero. La tua vita è preziosa. La tua vita non è un disastro. O nemico vuole accusarti che io non sono capace, ma Dio dice: io ti ho creato e io ti amo. Io ti ho creato per prosperare e per vivere bene, perché io ti amo. Può dire a te stesso adesso: io non sono un disastro. Io sono la creazione più bella del Signore. Io sempre dico, quando tu arrivi a casa oggi, vá davanti a uno specchio e dici questo: io sono la grande creazione di Dio. Dio mi ama. Io sono prezioso. Io non sono un disastro. Ou tu puoi dire: tu non sei un disastro. Tu sei prezioso. Tu sei unico. É questo il nostro Dio. Perciò, perché cosa serve la Chiesa? E tante volte la gente: non mi serve andare in Chiesa. Perché serve? Perché in mezzo alla Chiesa eu starò ascoltando e vedendo le gente che mi amano. Eu starò in mezzo alla Chiesa le persone che mi daranno valore. È in mezzo alla Chiesa che mi sento abbracciato e amato dal Signore. È questa la ragione dell'esistenza di una Chiesa, di un popolo, di una gente. È qui che io mi sento amato e mi sento valoroso, prezioso. Stavo facendo una battuta adesso con Monique, no? Perché durante la sua predica ieri lei mi ha usato 3 volte, eu penso, no? Pastor, 2 volte. Pastore, non ti hai sentito male? No, mi sono sentito amato. Mi sono sentito amato. E sono uscito di qua felice per lei, per quello che lei ha detto di me. Era delle battute, ma era prezioso. È questo modo che la Chiesa cammina, dove noi ci sentiamo amati. Perché Dio ti ha creato non per morire, Dio ti ha creato per vivere. Io posso inserire la mia speranza in Lui, perché Lui vuole bene. E l'ultimo punto, cantiamo questa ultima parte qua che tu hai detto: Lui ti ama. Cantiamo insieme? Amém? É a tua preghiera? Tu non ti senti amato da Dio? Amém, Chiesa. Buongiorno, ok. Prima Giovanni 3:1. Vedete quale ti ha manifestato il dando-ti di essere chiamati e tali tu sei figlio di Dio. Tu non sei un bastardo. Tu hai un padre, è Dio tuo padre. Vedete quale amore ti ha manifestato il Padre, dando-ti di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Tu sei prezioso e Dio ha inviato Gesù per morire per te, e adesso tramite Gesù tu sei figlio di Dio. Tu sei amato, abbracciato, sostenuto. E quando ricordiamo quella storia del figlio prodigo, ricordare quell'abbraccio, quel sostegno, non importa quello che il figlio ha fatto, il Padre ama, ti ama. Versetto numero 8 di Salmo 146, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore, che cosa dice? Ama o giusto, ama i giusti. O Signore ti ama, così il Signore ama, il Signore apre gli occhi dei ciechi, il Signore rialza gli oppressi. Quante volte noi eravamo distrutti, chi ha manifestato questo miracolo? Il Signore.
Quante volte noi siamo andati giù e il Signore ci rialza. Quante volte noi eravamo ciechi nel peccato, il Signore apre i nostri occhi per voltare a ritornare al Signore. Noi viviamo il nostro egoismo e quando viviamo il nostro egoismo noi non sentiamo questo amore di Dio. Ma quando c'è la mia morte io posso sentire o quanto il Signore mi ama. Siamo amati, Dio ti ama. Perciò se tu sei qui oggi è perché Dio ti ama. Perciò se tu sbagli, il Signore ti ama. Se tu cometti dei peccati, il Signore continua a amarti. Se tu oggi sei vivo qua, il Signore ti ama. Se tu fai delle cose belle, il Signore ti ama. Ma io quando io amo il Signore, io non vorrei sbagliare contro il Signore. Perché io non vorrei ferire quello che mi ama. Tante volte noi diciamo, noi non possiamo peccare perché sembra che il Signore ci costringe. No, o peccato mi porta a essere un schiavo e ferisce un padre che mi ama. Perciò il Signore soffre e è triste quando io sbaglio perché sa che la conseguenza del mio sbaglio produce in me un danno molto grande alla mia vita. Ma il Signore continua a amarmi. Non sono i miei atteggiamenti che cambieranno questo sentimento do Signore. Sembra che Dio está guardando a me em ogni situazione. E está. Eu esco de qual o Senhor me guarda. Eu prendo a máquina, o Senhor é comer. Eu vado a casa, o Senhor é comer. Eu vado ao lavoura, o Senhor é comer. Eu vado à escola, o Senhor é comer. Porque Ele me ama, me protege. Perciò eu devo inserire questa fiducia, questa speranza nel Signore che mi ama, che non mi abbandona mai. Lui è eterno, Lui mi ha creato e Lui mi ama. Sono 3 ragioni fondamentali per sentire che il Signore è prezioso per me e è in Lui che io devo inserire la mia speranza. Non sono i politici, non è ideologia, non è filosofia. Questo finiscono, questo mi deludono. Ma il Signore è Lui stesso, ieri, oggi, sempre. E il Signore è per sempre. È in Lui che è la mia speranza. È in Lui che io devo vivere. Quello che è eterno non cambia. Quello che mi ha creato continua a stare con me. Quello che mi ama è sempre presente nella mia storia. Tu sei prezioso agli occhi del Signore e tu sei amato. E finiamo l'ultimo testo qua, Isaia 40, 31. Ma quelli che sperano nelle prossime elezioni, quelli che sperano nel prossimo politico, quelli che sperano nella banca, nei soldi, quelli che sperano nel Signore. Che cosa succede a una persona che spera nel Signore, inserisce la speranza nel Signore, inserisce la fiducia, la storia nel Signore? Acquistano nuove forze. Interessante, nuove forze. Non la vecchia, nuovo. Si alzano e che comincia a fare che cosa? E comincia a volare, volare, come una galinha che non esce da terra, che è sempre per terra. Come le aquile. Si alzano e volano come le aquile. Corrono e non si stancano. Camminano e non si affaticano. Ma qual è il segreto? Sperare nel. Speranza nel. Basta. Quando la mia speranza nel Signore, io posso volare, io posso correre, io posso camminare, non verrà la fatica, non verrà la stanchezza. Io posso volare alto, 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 perché il Signore è con me. Il Signore rinnova le tue forze. Se tu ti senti oggi stanco, rinnova la tua speranza nel Signore. Se tu ti senti oggi deluso, la tua speranza è nel Signore. Se tu ti senti triste oggi, hai perso la gioia della vita, la speranza è nel Signore. E quando la speranza è nel Signore, tu comincerai a volare, a volare, a volare. Nessuno ti tratterà mai più. Tu sarai pronto a manifestare la gloria del Signore. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. Comincia a immaginare un'aquila. Vola alto, alto. La promessa è che quella aquila che vola alto possa essere tu. A fare dei voli che tu non hai mai immaginato di fare. Comincia a immaginare quello figlio che riceve un abbraccio del padre. Comincia a immaginare quello figlio
che riceve una parola del padre, dei genitori e dicono: io ti amo. Comincia a immaginare questo Dio che ti ha creato. Tu sei progetto di Dio, tu sei un sogno di Dio. Comincia a pensare o quanto tu sei amato dal Signore. È molto difficile immaginare un Dio eterno, perché per noi c'è un inizio, c'è un fine. Ma Dio è eterno. È molto difficile immaginare un Dio eterno. È molto difficile immaginare un Dio che ama sempre, não importa il modo come io sto camminando, decidendo, pensando, vivendo. Ma Lui mi ama. Nosso Padre, quando facciamo questa meditazione, dove inserire la mia speranza? Perché senza speranza io sono morto. Ma inserir la speranza in quello che è eterno, in quello che mi ama, in quello che mi ha formato, mi ha creato. Inserir la mia speranza in te, oh Signore, è un cambiamento della mia vita, della mia storia. È portarmi a una sicurezza, è portarmi alla gioia. Tante volte, Padre, facciamo un piano, un progetto futuro, di una speranza nelle cose che noi vediamo, ma tutto questo può finire. Ma quando la nostra speranza è nell'eterno, nell'invisibile, è lì che troviamo la sicurezza eterna. Io prego per me, io prego per i miei fratelli e sorelle che sono qui, oh Padre, che ciascuno qua possa, Padre, vivere questa speranza in te, solo in te, e che ciascuno qua possa conoscerti come tu sei. Tu mi ami, tu mi hai creato, tu sei un grande Dio, l'Eterno. Continua, Padre, a lavorare nella nostra storia, nella nostra vita, in modo che possiamo godere, oh Padre, di questa eternità con te. Grazie. Grazie nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Dove è la tua speranza? Solo una persona che ha speranza in Dio. Dove è la tua speranza? In Dio, altrimenti ricomincia la preghiera. Cominciamo dal numero 1, slide lá numero 1, ok? Ok, dove è la tua speranza? È il nostro Dio. Ok? E quanto è prezioso sapere questo. E che tu possa dire a te stesso, alla persona al tuo fianco: tu sei amato, tu sei prezioso, Dio ti ha creato, l'Eterno che può tutto, è Lui che ti sostiene, l'Eterno che può tutto. Lui ha creato il mare, il cielo, ha creato tutto. O quanto Lui ti ama. Perciò io posso avere la certezza e sicurezza in Lui. Dio ti ama. Qual è il cantico? Lui mi ama. Cantiamo, offriamo, possiamo vivere questo momento con gioia. Sono le decime, sono le offerte. E tu dirai: ma pastore, serve? È la nostra risposta di gratitudine. Come ho detto, i genitori, ieri non c'era sala. Ieri qua mancavano le sedie sopra. Alleluia, glória a Dio. E quanto nós dobbiamo continuare a servire. Próximo sábado abbiamo bisogno di appoggio dei genitori qua. È prezioso vedere la Chiesa che cresce in questo modo. Alleluia. E le offerte, le decime, è per fare con questa opera possa crescere. Già siamo arrivati a 26% di questo mese. Prima settimana 26%. Alleluia. Alleluia. Quanto è bello vedere che la Chiesa continua a moltiplicarsi. Gloria ao nostro Signore. E continuiamo così. Maialini è per l'offerta missionaria, Venezuela e Siria, e i gasofilazzi per la nostra responsabilità dell'opera. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, adorare? Se tu vuoi abbracciare la persona al tuo fianco, puoi abbracciare. Se tu vuoi cantare lì da solo, puoi cantare. Ma l'importante è cantare con questo cuore no Signore. Lui mi ama.
cantiamo, offriamo e facciamo questo con la gioia nel cuore. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Cantiamo! Oh, Egli mi amò. Egli mi ama. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò. Alleluia, Signore. Grazie per questo amore. Grazie, Signore. Alleluia. Andiamo dall'inizio. Un bel coro. Lui è geloso di me. Lui è geloso di me. Il suo amore è come un uragano. Io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria e vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò. Oh, Egli mi amò. Gesù ti ama. Dio ti ama. Egli mi Un grande amore. Egli mi amò. Mi ama. Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Siamo la sua eredità. Siamo la sua eredità e lui ci premierà. Il suo trono di grazia porta la redenzione, la sua grazia è un oceano e noi stiamo affogando. Il cielo e la terra. Il cielo e la terra sono una cosa sola. Il mio cuore batte veloce. Non ho tempo. Non ho tempo da perdere con risentimento. Quando penso Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Solo la Chiesa mi ama. Possiamo dichiarare. Mi ama. Alleluia. Mi ama. Mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli
alleluia. Oh, Egli mi ama, Egli mi amò. Signore, ti ringrazio per questa bellissima domenica che ci hai dato, Padre. Ti ringrazio perché ancora oggi tu ci dai l'opportunità di essere alla tua presenza, Padre, di imparare sempre di più della tua parola. Ti prego, Padre, che questo nostro canto, Padre, noi possiamo portarlo per sempre, che noi possiamo per sempre lodare il tuo nome, Padre, che noi possiamo guardare a destra e a sinistra e vedere le vite trasformate, Padre, anche grazie a noi, Padre, grazie al potere dello Spirito Santo, Padre, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Quanto è bello uscire di qua sapendo che Dio ti ama e che tu possa andare a casa com questa certeza e sicurezza. E nós estaremo felici, com sorriso. Amém? Ok, gli avvisi. Rubens, come sta il coro? Meraviglioso, sono venuto qua a sentire, wow! C'è spazio ancora per un altro? Ok. Alle 8:30 venite qua e... È l'ultima opportunità di Natale, ok? Se tu ancora non fai parte, questo è l'ultimo venerdì perché le canzoni sono un po' più difficili, ok? E stiamo preparando anche il gruppo di Belluno, che sono 12 persone. Faremo veramente un grande coro qua e che sarà un Natale con questa sala piena sabato sera e pieno domenica mattina di lode al nostro Signore. Amen? Ok, bellissimo, ok? Sabato ragazzi, ok? Ragazzi, ma anche genitori, se volete venire, stare al culto qua, sarà bellissimo. Stiamo qua a vivere questa esperienza con il Signore e anche stare insieme ai vostri figli, ok? Molto bello vedere quello che Dio sta facendo in mezzo a noi. Alleluia. Ok, gli altri avvisi. Campeggio dei ragazzi, ok? Abbiamo cancellato. C'è, sì, ok. Winter Camp, ok? Stiamo pensando il 27, 28, 29 e 30 di dicembre in montagna, sarà un po' freschetto, no? E così vicino a Auronzo. L'unica cosa che abbiamo bisogno è avere la certezza di quanti ragazzi ci sono. Così se potete consegnare a me, a Pastore Sandro oppure alla Giorgia i vostri nomi perché vogliamo vedere quanti più o meno e dobbiamo dare una risposta alla struttura questa settimana, la prossima settimana, ok? Il prezzo già sono circa 120 per il primo figlio e 105 il secondo figlio, ok? Così sarà più o meno questo prezzo, non è tanto perché c'è tutto il riscaldamento, luce, gas, e, ok? Così ragazzi, un gruppo di ragazzi già mi hanno chiesto, pastore, possiamo fare con 3 settimane? E la scuola? Lasciamo la scuola, ok? Ok, sono 4 giorni, ok? Così se tu ce l'hai da 11 anni in poi... è l'opportunità di stare insieme in questo campeggio, ok? Va bene, gli altri avvisi mi sono, ok? Incontro di preghiera, studio biblico, non dimenticare, stiamo facendo. Bene, preghiamo. Nostro Padre, grazie che possiamo uscire di qua con la tua gioia. Lo Spirito Santo è in mezzo a noi. E quando lo Spirito Santo si rivela a noi, il nostro cuore cambia e viviamo nella gioia. Ti ringrazio, Padre, perché la tua Chiesa è tua. Ogni persona qua appartiene a te. E tu continua, Padre, a avere la liberalità, la libertà di parlare nel nostro cuore, a rivelarsi come tu vuoi, come tu sei. E che possiamo continuare a vedere, Padre, i grandi miracoli che tu stai facendo con noi. E vedere la gente che sia trasformata dalla potenza dello Spirito Santo. Grazie, Padre. E benedici la tua Chiesa. Protegge il tuo popolo, guarisci la tua gente e che tu possa, Padre, portarci a una settimana benedetta in te, in lode e adorazione a te, con la ricchezza della tua grazia e della tua potenza. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Dio vi benedica, un'ottima domenica. Ciao.